Ho sempre un po' paura prima di fare ogni diretta perché c'è sempre qualcosa che potrebbe non andare. Questa è una mia credenza che si è stata insomma installata dentro di me. Infatti oggi volevo parlare delle credenze. Ciao a tutti, oggi è il 10 aprile, vado anche su Instagram live, così che mi vedete anche di là per quelle persone che usano Instagram, anche se so che molti di voi usano YouTube. Buongiorno intanto. Siamo verso la fine di questa settimana, è venerdì e infatti questo titolo è azzeccato, no, perché ti alzi con il mal di testa il venerdì. Ora poteva essere qualsiasi altro giorno, però il venerdì è particolarmente stressante per molte persone, e ricordo che lo era stato anche per me quando lavoravo in ufficio tempo fa, prima di fare questo lavoro. Non amavo il venerdì. Non vedevo l'ora che arrivava il weekend per rilassarmi e poi il lunedì nuovamente ricominciare. Il lunedì e il venerdì sono probabilmente i giorni più intensi. Vediamo se qualcuno mi sta scrivendo già che forse non si sente. Ah sì, si sente. Ciao Tiziana, sempre presente, so che sei lì da quasi sempre in ogni live. Avremo mezz'ora di tempo, perché poi vado a far pranzo e mi preparo per una sessione con un cliente. Parliamo quindi di, credenze, perché è quello che voglio dirvi. Il mal di testa il venerdì, cioè cos'è che può creare il mal di testa il venerdì? Il corpo segue, delle previsioni del passato, quindi sono previsioni basate però sul passato. Perché il venerdì in particolare? Nel mio caso, ehm, ricordo che erano collegate questi sintomi, mal di testa, cervicalgia, ma principalmente cervicalgia nella parte sinistra del corpo, legate a incazzature varie, principalmente con il mio capo. Principalmente davo colpa quindi all'esterno perché non ero tranquillo, non stavo dando autenticità alla mia anima, che stava facendo un qualcosa che non amava fare, e più la facevo e più mi turbavo, e più mi buttavo addosso un sacco di tensione, un sacco di insomma di arrabbiature. Prendevo quindi i trigger, no, esterni come scuse. Quindi perché il mal di testa il venerdì? Potrebbe essere semplicemente un caso, no, che sia il venerdì, ma potrebbero arrivare in ogni giornata. La maggior parte delle volte però arrivano dal lunedì al venerdì. Molti dolori che seguo per i miei clienti sono dolori che arrivano in settimana e poi nel weekend tendenzialmente vanno via. Quando sappiamo che c'è questo come, diciamo, ritmo, come pattern, sappiamo che comunque ci sono delle cose relative al lavoro. Ora, non tutte le persone devono cambiare necessariamente lavoro come ho fatto io anni fa. A me sicuramente ha aiutato, però io l'ho capito molto dopo e non ho subito cambiato lavoro e quindi poi ho avuto i risultati sul collo, perché, vi ricordo che in realtà quello che vediamo all'esterno è uno specchio nostro interno, no, quindi io potevo anche cambiare lavoro, ma se cambiavo lavoro su una cosa che nuovamente non mi piaceva, lì era un problema, no, ulteriore. Molte persone che seguo hanno quindi molta pressione al lavoro, qualcuno invece all'università, e molti dei sintomi arrivano quando siamo tanto sotto pressione. La maggior parte delle persone sente, questa credenza radicata dentro di sé del non essere abbastanza per raggiungere un risultato magari sto pensando di lavoro. Quindi il mal di testa in questo caso, che è un esempio, si va a radicare su varie credenze, su varie previsioni. E le previsioni sono tutte quelle negative, no, su quello che può succedere. Queste previsioni sono anche legate a credenze e queste credenze quindi si
come se fossero dei profeti, vanno a creare la realtà. La realtà è quella del: lo sapevo, il mio capo anche oggi mi dà addosso", oppure: "Non amo questo lavoro, vedi c'è un'altra email con un altro problema, un problema con un dipendente, un problema con un collega". È come se noi ci attirassimo poi tutti quei problemi, no, la credenza ulteriore può essere: "Son sfigato io", oppure magari sui professionisti che andiamo a cercare di fuori. Può essere: vedi quel terapista mi doveva aggiustare, non m'ha mai aggiustato, gli ho dato un sacco di soldi, non abbiamo risolto". Il problema qui è sempre interno, okay, può essere veramente dall'altra parte ci siano comunque o dei colleghi o dei capi o che dei terapisti che non ti hanno aiutato in malafede, okay, ma io invece credo che tutti lì fuori fanno il meglio che possono fare ed è tua responsabilità non lasciare il controllo all'esterno. Quindi se ho un mal di testa e so che l'esterno mi sta influenzando, o se posso cambiare lo cambio, come ho fatto in questo caso io, ma, lo so che molte altre persone non hanno le stesse condizioni, lo so che è difficile cambiare lavoro, lo so che è difficile seguire la propria passione, ma per me questo è stato un tragitto poi non super cioè dall'oggi al domani. Prima di cambiare lavoro ci sono voluti 2 anni e dopo che ho cambiato lavoro ho dovuto viaggiare e lavorare, in giro per il mondo su cose che non mi piacevano assolutamente per pagarmi, poi i viaggi e gli studi futuri per 3 anni, per 2, 3 anni. Quindi ci sono stati praticamente quasi 5 anni in cui ho fatto tutto quello che non mi piaceva. Sì, sì, ho viaggiato, ho fatto quello, ho fatto l'altro, ma insomma voglio dire che non è così semplice, no, cambiare. Quando le persone arrivano a una consapevolezza che c'è un aspetto emotivo che perpetua il dolore, siamo già a metà strada. Io non ero con quella consapevolezza, non ero nessuno mi aveva mai detto quello che io sto cercando di trasmettere con questo canale. Non perché forse le informazioni lì non c'erano lì fuori, ma forse perché pensavo ancora che ci sono delle cose meccaniche da aggiustare nel corpo. Sì, ero comunque molto vicino al buddismo, per esempio, no, a queste a all'esoterismo, comunque verso la parte, riguardo più spirituale se vogliamo, ma il meditare per me era solo un modo per aggiustarmi, non era un modo per conoscermi. Quindi io praticamente facevo tutto quello che potevo per aggiustarmi. La credenza quindi sta nel: io non sono okay, io non sono abbastanza. E in queste settimane sto continuamente parlando con i presenti, insomma i partecipanti di Neurobalance di questo gruppo, ehm, di questo programma, sul non fare un'attività fisica per aggiustarsi, ma farla perché sappiamo che il movimento è terapeutico. Ma il movimento è terapeutico su qualcosa che ti piace fare. Se già fai comunque un lavoro che non ti piace, okay, ed è già lì un problema secondo me. E dopo aver fatto quel lavoro che non ti piace per 8 ore, okay, magari lo so che uno dice: "Era la mia passione all'inizio, poi dopo che diventa un lavoro", ogni lavoro non può essere solo pura felicità e pura pace, no, ci sono dei momenti in cui non va bene. Però dopo le 8 ore, se pensiamo ancora a fare un esercizio fisico per aggiustarci la cervicale o per aggiustarci il mal di testa, cosa che non è aggiustabile perché non c'è un ingranaggio che non va bene, no, le nostre oppure aggiustarci le nostre emozioni, perché può essere anche che abbiamo capito che c'è un lavoro emotivo da fare e quindi usiamo la meditazione per aggiustare l'emozione. E qua no, c'è sempre un'intenzione sbagliata. Ecco perché ho voluto rifare questa live e ogni tanto ridico un po' le stesse cose, no, per ricordarvi continuamente che non c'è nulla da aggiustare.
Questo è un ritorno a casa, se vogliamo. Vogliamo vederlo come un ritorno a casa e la casa è la nostra anima. La nostra anima vuole evolversi, se nota che non si può evolvere, darà dei sintomi al corpo, okay, e il corpo è semplicemente un recipiente. E il problema non è neanche nel cervello, perché il cervello fa un'analisi semplicemente. Fa un'analisi delle nostre emozioni, dell'ambiente circostante, è un'antenna, quindi tutto quello che pensi non è detto che necessariamente è un problema, perché il cervello fa un'analisi e poi crea lui il dolore, crea lui i sintomi. Quindi se noi iniziamo a vedere come i sintomi li vediamo come ombre, invece che vederle come noi stessi, come il nostro corpo, cambia la situazione, entri in una prospettiva in cui il dolore o i sintomi sono, non dico distaccati da te, ma sono una proiezione di te. Di chi? Dell'ego. E ritorniamo quindi su: io non sono il mio ego. L'ego è una parte di me fatta di tante intelligenze. Uno parla ego, no, quindi c'è questa nuvola di ego all'interno. Potrebbero esserci 10 intelligenze all'interno di noi, ognuna con un suo sintomo, che è collegata al nostro corpo per farci evolvere. Quindi il mal di testa può essere visto come un'intelligenza data da un conflitto. Quel conflitto, mettiamola come entità, noi dovremmo vedere il mal di testa come un'entità, più che come un qualcosa di dannoso o un nemico da abbattere. Lo so che è difficile, lo so che molti di voi diranno: "Io odio il mio dolore, voglio solo che vada via". Questo è un po' però arrogante dirlo, perché è come se tu odiassi quelle parti di te che ti stanno facendo evolvere e tu dici: "No, non voglio evolvermi, io voglio rimanere qui come sono, dove sono". Tutto quello che è successo nella tua vita, che siano anche traumi molto grandi e forti, se li prendiamo dal punto di vista positivo, ci hanno fatto crescere, oppure ci hanno tolto completamente la vita. Quindi siamo noi in quel motivo in quel caso di prendere quello che è successo positivamente dicendo: "Okay, adesso prendo questo come bagaglio, lo porto avanti per una trasformazione". Quindi il mal di testa è un richiamo di trasformazione. La cervicalgia è un richiamo di trasformazione. Sta a te decidere come trasformarti, se vuoi prendere in mano, insomma, in controllo la tua vita dicendo: "Non sono gli altri il problema, semmai sono io che ho queste credenze su di me, sul mio collo", perché le credenze possono dividersi in 2 rami: credenza sul corpo danneggiato o credenza sulla mente. Non sono abbastanza. Quindi se pensiamo che la credenza sul corpo "sono rotto, il mio problema è la cervicale", questa credenza perpetua un costante conflitto. Vado dall'osteopata, mi faccio fare un cric crac, mi faccio fare un massaggio, prendo un antidolorifico, faccio stretching continuamente. Magari sono nel ramo più salutistico, più salutare, quindi cambio dieta, faccio quella vegana, faccio quella vegetariana, che mi hanno detto che la carne fa male, quindi eventualmente magari, andare a mangiare solo in modo vegano e vegetariano risolve il problema al collo. Quindi capite che qui c'è sempre un costante aggiustare, aggiustare, aggiustare. È vero che il digiuno, per quanto mi riguarda, è super sacro, infatti non a caso nelle religioni viene praticato, c'è il Ramadan, ma anche nel cristianesimo veniva fatto. C'erano questi momenti di digiuno per disintossicare il corpo, per pulirlo, ma non solo dal punto di vista fisico, ma anche energetico. Questo sì, aiuta la mente, okay, ma fatto con quell'intenzione, quindi di aiutare la nostra mente, di aiutare a vedere più chiaro, allora là sì che il digiuno può avere un senso.
Ma qui non stiamo parlando di diete, parlando di diete, tutto non fatte con paura, perché ogni dieta fatta con paura non funziona. Una perché non ami fare esercizio fisico, figurati toglierti anche, degli insomma dei cibi che magari ti piacciono. Perché ricordo che non esiste una dieta che migliora il dolore cronico, o meglio che risolve il dolore cronico, sintomi cronici. È vero, qualcuno può essere intollerante alla glutine, celiaco, quant'altro, e quindi il mal di testa può essere, aggravato da un'eventuale dieta, con zuccheri e con, cibi raffinati o magari glutine, okay, può essere, può essere. Ma secondo me lì c'è un collegamento energetico emotivo. Chi lo sa quando tu hai iniziato ad avere problemi con la glutine o con gli zuccheri, se quei problemi erano collegati a una parte emotiva di te. Magari in quel momento c'è stata una discussione a tavola, avevi 15 anni, 16 anni, stavi mangiando la pasta, c'è stato un conflitto tra i tuoi 2 genitori, tu eri lì nel mezzo, mentre che mangiavi la pasta, e hai sentito questa chiusura allo stomaco. Da quel momento il corpo ha associato che ogni volta che c'è una discussione, questa sostanza che tu avevi messo nel corpo non va bene. Le associazioni sono molto, molto sottili e astratte, non possiamo vederle chiaramente molte volte, okay? Questo è solo un esempio, non voglio dire adesso che la glutine non è cioè l'intolleranza alla glutine non è vera, che è solo una nella tua testa, no. Ma ci sono dei micro traumi, okay, che vengono registrati come debiti dentro di noi. Noi abbiamo costantemente un debito da pagare e quando non lo paghiamo, quindi non metabolizziamo quelle emozioni o quegli eventi, portiamo debito costantemente dentro di noi. Ogni debito viene accumulato a quello che nella vita ci accade nel presente. Quindi costantemente. Ecco perché i dolori persistenti, i sintomi persistenti tendono ad aumentare invece che di rimanere sempre uguali. Si aggravano sotto stress, guarda caso perché quel debito viene aumentato, quel debito emotivo. E quindi a quel punto pagare il debito cosa vuol dire? Ritornare a casa, ritornare autentici per quello che la nostra anima vuole o quel bambino interiore dentro di noi, voleva esprimersi. Voleva esprimere o voleva sentirsi più protetto in quel momento. Molte delle volte se vediamo in una situazione in cui sentiamo ansia, noi la vediamo da adulti, no, quella situazione, ma dentro di noi comunque c'è un bambino che sta o piangendo o gridando e costantemente ti dice: "Non andare avanti, fermati, non puoi". La possiamo anche chiamare ego quella parte, quell'intelligenza, bambino interiore, in varie prospettive, diciamo psicologico di psicoterapia vengono chiamati in modo diverso. Io non faccio psicoterapia, sono un terapista, mi occupo di dolori persistenti con un approccio mente-corpo, quindi non uso, diciamo, le tecniche puramente psicologiche, anche se a volte funzionano. Ma molti di voi hanno già fatto psicoterapia e non hanno risolto. Perché? Perché non sono entrate dentro il corpo, dove lì stanno le nostre emozioni, non stanno nella testa, nel pensiero. Ora prendo un collegamento con questo libro, "Pensa e arricchisci te stesso" di Napoleon Hill, un libro che mi ha cambiato tantissimo, che penso sia uno dei libri più importanti che io abbia mai letto, che non parla di dolori persistenti, ma parla di come il pensiero crea poi la tua realtà. Tra l'altro qui c'ho anche una lavagna qua a sinistra, che adesso voi non vedete, dove c'è scritto: "Se vedi è perché credi". Non è il contrario. Non è che se perché credi allora vedi.
Se vedi è perché credi. Quindi c'è prima una sorta di fiducia in quello che fate. Se la credenza è negativa, dobbiamo capire se quella credenza ci serve. Ci serve sapere che ho dell'artrosi, ho un'ernia e quello è il problema e quindi io me lo tengo così? Oppure capire che forse quella credenza non ha fatti su cui basarci e quindi a quel punto forse è meglio notare se c'è un'altra credenza che ci può servire. E lo dico spesso che i dolori persistenti molte delle volte non hanno niente a che fare con il nostro corpo. Il nostro corpo è solo il recipiente del nostro malessere e il malessere è creato da pensieri, da traumi precedenti. Pensieri basati su credenze e traumi precedenti o periodi di traumi precedenti, che non è solo uno. Ricordo che è un debito, no, un debito emotivo fatto di una marea di eventi. Okay. Quindi queste parole potrebbero darvi della consapevolezza del: "Ma se io sento il mal di testa il venerdì, cos'è che ho accumulato? Quale debito ho accumulato tutt'oggi?" Sì, sì, stress, okay, tutti ci possono dire stress. Ma ogni persona che pensa: "È solo stress", è come se avesse una sorta di escamotage che dice: "Ma sì, questo è solo stress, passerà", no? Questo è quello che va magari vi avranno detto, ma ci devono essere comunque delle azioni che seguono a: "Ma sì, sì, è solo stress, allora passerà". Qual è l'azione che posso fare? Magari devo mettere dei limiti a lavoro, dei limiti al mio capo e dire: "Guarda che tu queste cose non me le puoi chiedere. Se me le chiedi in questo modo le faccio, se no chiedi a qualcun altro". Cioè ci sono dei paletti in cui noi dobbiamo capire che siamo i creatori del nostro malessere. Ci sono dei paletti che possiamo mettere, possiamo cambiare lavoro, possiamo cambiare le nostre reazioni a quello che pensiamo, possiamo fare un'analisi del: questa credenza che mi hanno detto che la mia cervicale è data da un'ernia, è vera? Sì, no. E perché ci devo credere? Quali fatti ci sono per dirmi questo? E ridò un ultimo reminder a quelle persone che magari sono entrate da poco o comunque non mi conoscono. Sotto nei commenti o nella descrizione di questo video c'è un link sul test neuroplastico. Quel test neuroplastico vi dice con più o meno una buona probabilità se il vostro problema è neuroplastico, ovvero creato da un cervello ipersensibile e non da una problematica di struttura del corpo. Okay, vado a leggere qualche commento. Freedom4142: "Sei molto presente e ti ringrazio nelle mie live e noto che sei in costante blocco, perché non è la prima volta che lo leggo. Non è nulla di grave, ma non riesco ad uscirne." Okay? Faccio delle domande, mi faccio delle domande, dico: "Che credenze ho su di me? Non mi sento abbastanza in quello che faccio." Qua molte delle diagnosi di fibromialgia entrano in questa domanda. Non mi sento abbastanza. Sì, no. Molte volte non mi sento abbastanza, sì, non mi sento abbastanza. Okay, che credenze ci sono dietro al non mi sento abbastanza? Da dove arriva questa cosa? Non mi merito quindi quello che la vita mi può dare. Perché? Perché io sono diverso dagli altri? No. Perché guardo che magari gli altri mi giudicano? Qui ci possono essere 100.000 commenti sotto negativi. Io continuo a fare il mio lavoro perché so che questa cosa è verità. Poi magari qualcuno non migliora, no, qualcuno non l'aiuterò perché non sono, come dire, Gesù Cristo lo dico sempre, non sono a quell'altezza, o magari sì, ma non sono ancora arrivato lì. A E poi soprattutto non mi aiuta con portarmi troppa pressione addosso, no, dire: "Posso aiutare tutti." Non posso aiutare tutti. La stessa cosa è: se non ti senti abbastanza, probabilmente perché vuoi essere eccellente, sei perfezionista, sei una persona che controlla, tutto e quindi il fallire è un altro
è un'altra cosa da risolvere, no? Quindi se continuiamo con questo libro per dire del pensa e arricchisci te stesso, io posso pensare che una cosa va bene, okay, e lasciare andare ogni aspettativa su di me, perché c'è una sorta di c'è anche un altro libro che si chiama Psicocibernetica. Ci mettiamo l'obiettivo di fronte a noi e una previsione positiva e lasciamo il nostro corpo fare quello che deve fare. Il costante Freedom 41-42 che mi hai scritto prima, sono 15 mesi di tensione di rigidità testa, collo, mandibola. Mi spiace, okay, ma lì bisogna capire qual è il motivo di quei dolori. Il motivo è emotivo. Cos'è che ti sta chiedendo di cambiare che non stai cambiando? Non dico di entrare dentro il programma Neurobalance che non è per tutti, giustamente, okay, altrimenti non avremmo così tante persone ancora che stanno male. Ma se le risonanze non ti dicono nulla, forse il costantemente dire: "Non c'è nulla nel corpo", okay, e poi cosa? Posso andare adesso sulle soluzioni emotive? Magari praticare la mindfulness, praticare la meditazione? E non focalizzarci sempre su: "Devo aggiustare le mie tensioni e la mia rigidità testa-collo?" Cos'è che magari quelle rigidità testa-collo, mandibola ti stanno dicendo sulla tua vita o sulle tue relazioni, sul tuo lavoro? Molte problematiche arrivano lì, sulle relazioni, sul lavoro. E c'è una mancanza di autenticità. Io non potevo continuare il mio lavoro perché non avevo quella passione di aiutare persone che stavano al computer con problemi tecnici. Lo sapevo fare molto bene, ero un tecnico informatico prima, ma non s già solo il fatto che mi squillava il telefono ogni 2 minuti col cordless, no, che era lì di fianco a me e mi squillava ogni 2 minuti, questi erano trigger costantemente del: "Io non dovevo stare qui, non sono fatto per stare qua, io sono fatto per qualcosa di più grande di questo". Quindi queste vocine mi giravano sempre continuamente 8 ore al giorno. Questo è stato per 3 anni circa. Sono sicuro che quella cervicalgia è arrivata da là, da quello stress. Quindi per favore non dite di nuovo "Ah, ma se io non ho nulla nella risonanza, allora non dovrei avere nulla". No, perché non avete capito nulla di quello che c'è in questo canale, ovvero stiamo parlando di dolori, sintomi creati da conflitti interiori, non da problematiche fisiche, okay? Quindi passo avanti sul cosa posso fare per dare spazio alle mie emozioni, per quindi evolvermi e trasmutare questa cosa. L'unico modo è consapevolezza, l'unico modo è consapevolezza, essere gentili con noi stessi, perdonarci e continuare quindi a usare il corpo per come è stato creato, quindi in modo funzionale. Muoviti, non c'è nulla di sbagliato nella tua mandibola, nella tua cervicale, nella tua fisiologia della lordosi, non c'è nulla di sbagliato e non c'è neanche nulla di sbagliato in te. Non è un problema che ti sei creato tu in modo consapevole. Per molte persone che hanno letto il libro del dottor Sarno, "Curare la mente e guarire il dolore", quelle persone che hanno letto quel libro, la maggior parte non è subito guarita. Però c'è una minima parte in cui nel leggere quelle parole di quei particolari, casi studio, si sono ritrovati loro in quelle vite che hanno letto, quegli esempi. Io ero uno di quelli. Io mi sono ritrovato al 100% su qualche esempio che era scritto in quel libro del dottor Sarno, che anche lì trovate il link in descrizione. Se non sbaglio lo trovate anche nel mio sito web venezianotherapy.com nel menù. Quando ho letto di quelle vite,
dicevo: "Ah sì, io sono quello, io sono quello". Aveva fatto tutte le risonanze, tutto quella trafila, poi ho letto delle problematiche emotive, del non perdonarsi, del non sentirsi abbastanza, del conflitti sul ho paura di raggiungere risultati grandi, quindi per non fallire rimango lì dove sono. Quindi una serie di conflitti, no, e il fatto del controllo, che controllo ancora oggi. Controllo qualsiasi cosa attorno a me. Sento qualsiasi cosa attorno a me. Ho un udito molto, molto, diciamo, acuto e raffinato, ho una vista molto acuta e raffinata, ma forse questo perché il fatto di controllare ogni cosa ha portato i miei sensi a diventare più acuti. Questo è un problema a volte. Pensiamo all'acufene, no, che si ingrandisce e si rinforza sempre di più con questa cosa del ronzio, okay, più sento ronzio, più ci faccio caso e più il ronzio aumenta. Come se i quelle fasce, quelle vie neuronali dovessero diventare sempre più efficienti. Questa è la stessa cosa che accade al collo o al mal di schiena. Questo è un reminder per tutti noi per dire: il nostro corpo è praticamente perfetto. Stiamo parlando di dolori che non sono con una radice fisica. Certo che se abbiamo dell'osteoporosi, okay, cavolo, c'è la densità delle nostre ossa che deve essere, diciamo, non dico rimpiazzata, ci sono delle cose da fare fisicamente, okay? Quindi anche lì stiamo parlando di qualcosa di differente qua. Uno può anche avere osteoporosi e dolore persistente, non voglio dire questo, ma non stiamo parlando di osteoporosi, non stiamo parlando di ernie che vanno come dire, rimpicciolire o spiaccicarsi, mettiamola così, in modo molto scientifico per dirvelo, a comprimere, ecco, un nervo. Okay, molte delle problematiche di quel genere arrivano principalmente da impatti o da traumi fisici, impatti che possono essere incidenti o cose del genere. La maggior parte delle malattie, la maggior parte dei dolori arrivano da problematiche di conflitti interiori. In che cos'è che non sei autentico? Vuoi dire di sì, cioè vuoi dire di no alle persone, ma dici continuamente di sì. C'è un conflitto, c'è continuamente un conflitto. Sei in una relazione con una persona che non magari non ami più, oppure che non ti fa evolvere e tu ci stai solo perché non vuoi rimaner solo. Oppure fai un lavoro che odi. Non dico che non ti piace, che odi, però continui a fare quel lavoro che odi. Hai degli amici che costantemente sono negativi, tu continuamente rimani con loro. Cioè, l'ambiente esterno e interno ci modifica e bisogna capire anche internamente, okay, sono un ipercontrollore, sono perfezionista, non riesco a dire di no, people pleaser, quindi compiacimento agli altri. Molto gentile agli altri, ma meno gentile su di me. Sono molto gentile con gli altri, ma io odio me stesso. Continuamente mi do addosso perché non ho fatto le cose bene, non sono in grado, non mi sento abbastanza. È lì il fulcro di tutto ciò e non serve psicoanalisi per risolvere un problema persistente di questo tipo. Non l'ho fatta io e non vedo perché e non l'hanno fatta molte delle persone che sono riuscite a risolvere e non vedo perché bisogna fare psicoanalisi necessariamente. Psicologia, lo psicoterapista assolutamente può aiutare. Molto meglio uno psicoterapista che un osteopata che mi fa cric-croc sulla cervicale, in questi casi. Va bene ragazzi, siamo in chiusura, 34 minuti. Spero che queste parole vi danno un po' di sostegno continuamente, come l'hanno dato a me.
io continuamente sento interviste di persone che guariscono, comunque hanno avuto benefici da quest'approccio mente-corpo, no, vedere le emozioni e i conflitti interiori che si accoppiano con i dolori e i sintomi. Dobbiamo ritornare dentro di noi quindi. Non è andando fuori che si trova, ritorniamo indietro a casa e da là piano piano trasmutiamo, no, gli alchimisti, siamo degli alchimisti, il piombo in oro. Buon weekend a tutti e ci vediamo alla prossima live diretta o video o meditazione. E guardate il link in descrizione perché trovate il test neuroplastico per capire se i vostri sintomi potrebbero essere di questa natura neuroplastica. A presto, ciao a tutti.